Ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Assegni pensionistici, indennità di accompagnamento, false attestazioni di invalidità e benefici assistenziali in genere a persone sprovviste dei requisiti sanitari, il tutto in cambio di mazzette tra 500 e 2000 euro. È quanto sarebbe emerso da un'inchiesta dei Carabinieri di Ragusa che avrebbe portato alla luce un meccanismo criminoso le cui trame sarebbero state volte a raggirare il sistema pensionistico statale a opera di un noto medico legale. Allarme bombe in zona Noce a Palermo per una valigia sospetta abbandonata sul ciglio della strada vicino a un bar. Sul posto gli artificieri che hanno bloccato il passaggio di alcune strade. Dopo l'intervento di questi ultimi è stato accertato che nel trolley vi erano abiti ed effetti personali. Ripristinata la situazione, le vie sono state riaperte e la circolazione è tornata regolare. 2 auto sono state incendiate a Palermo nella zona di Cuba Calatafimi alla Zisa. In entrambi i casi è stato necessario l'intervento da parte dei vigili del fuoco. Un primo rogo è stato segnalato quindi in via Brancato alla Zisa intorno alle ore 3:30 e riguarda una Fiat Panda letteralmente divorata dalle fiamme e i vigili del fuoco che avrebbero trovato sul posto tracce di liquido infiammabile. Volotea, la compagnia aerea low cost che collega tra loro città di medie dimensioni, ha annunciato oggi un'importante novità che andrà ad arricchire la propria offerta nello scalo di Catania. Dal 6 aprile 2023 prenderà via il volo alla Volta di Firenze, dove è stata annunciata l'apertura di una nuova base italiana del vettore. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle ore 20. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.